Quarta giornata di ritorno di Serie B, Girone B, Rucker San Vendemiano contro Amadori Tigers Cesena. Primi 5 per San Vendemiano: Vedovato Jacopo col numero 2, Perin Marco numero 5, Rossetto Edoardo numero 8, Malbasa Dorde numero 9, Bloise Giacomo numero 3. Cesena invece parte con Ferraro col numero 1, Dagnello numero 3, Battisti numero 6, Frassinetti numero 10, Berkic numero 33. Palla 2 vinta dal numero 33 Berkic, poi palla che arriva nelle mani di Battisti. Frassinetti attacca contro Rossetto, poi sotto da Berkic che trova uno scarico. Tiro da 3 del numero 1 Ferraro, rimbalzo San Vendemiano. Bloisi in palleggio, va sotto da Malbasa, raddoppiato, la tocca Dagnello e sarà rimessa dal fondo per la squadra di casa. Bloise riceve dalla rimessa, poi va da Perin, sfrutta il blocco di Vedovato. Rossetto si alza da 3 punti e va a segno. Primi 3 punti della partita per Edoardo Rossetto. 9 minuti e 20 da giocare alla fine di questo primo quarto di gara. San Vendemiano sblocca il risultato con una tripla di Rossetto. Nel frattempo Dagnello sbaglia il passaggio anticipato da Vedovato. Poi ancora Rossetto da 3 punti, si alza. 2 su 2 per il capitano di San Vendemiano e 6-0 San Vendemiano. Berkic sotto da Dagnello. 2 punti sotto il ferro per il numero 3. Rossetto trova uno scarico per Perin che sfrutta ancora il blocco, poi palleggio, resto e tiro del numero 5 che va a segno. 8-2 per i padroni di casa. Battisti trova Berkic, poi si affida a Frassinetti che cerca un passaggio ancora per Berkic, scarico fuori per la tripla di Dagnello che non va, lotta a rimbalzo Rossetto e Berkic, ma alla meglio il lungo di Cesena, sarà rimessa dal fondo per gli ospiti. Primo fallo per il numero 5 Marco Perin. Dagnello scarica fuori per Battisti, ma c'è un fallo lontano dalla palla. Fallo del numero 2 sul numero 33 Berkic, primo fallo personale per Vedovato che sarà ancora rimessa dal fondo per Cesena. Berkic riceve e tira, tiro sbagliato, rimbalzo di Rossetto che lancia subito Bloise. Poi Perin attacca Dagnello e subisce il fallo, il numero 5 di San Vendemiano. Primo fallo personale per Andrea Dagnello, sarà rimessa laterale San Vendemiano. Rossetto consegnato per Perini che attacca sotto per Vedovato che si appoggia al ferro. Altri 2 punti per San Vendemiano, 10-2 il punteggio. Partenza molto forte dei padroni di casa. Nel frattempo Battisti attacca da solo contro tutti, va fino in fondo, sbaglia, ma c'è a rimbalzo Vedovato. Bloise è già di là, attacca, scarico sotto, ma prima c'è un fallo proprio su Giacomo Bloise, fallo commesso da Dagnello, secondo fallo personale per Dagnello, secondo fallo di squadra.
Vedovato consegna a Perin, poi Perin va sotto da Vedovato che sbaglia il tiro ma arriva a rimbalzo, scarica fuori per Bloise. Malbasa si alza a 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Frassinetti. Brkic riceve a 3, si alza e metterà la tripla. David Brkic. Perin cerca un passaggio difficile per Rossetto, viene anticipato la difesa di Cesena, poi si lotta su una palla vagante e la palla contesa premia San Vendemiano che rimarrà in possesso. Ha fatto bene Malbasa a crederci su questa palla vagante, promettendo ai suoi di avere un ulteriore possesso. Perin va da Bloise, tiro di Bloise sbagliato, rimbalzo Ferraro che poi va da Battistia, il trazione attacco Cesena. Daniello riceve e consegna per Frassinetti che ha qualche problema di ricezione, poi ritrova il contatto con la palla, sfrutta il blocco di Brkic, poi va proprio dal numero 33 che attacca contro Vedovato, tiro in allontanamento di Brkic, palla esce, rimbalzo però è di Battisti. Ancora Battisti, palleggio, resto e tiro del numero 6 che va a segno. 10-7. San Vendemiano rimane in vantaggio, però Cesena con le ultime 2 trazioni attacco si è avvicinata parecchio. Nel frattempo Perin si alza a 3 punti, tripla importante che non va, rimbalzo di Brkic che poi si affida a Battisti, ancora il numero 6 velocissimo. Brkic si alza a 3 punti, questa volta il tiro esce, rimbalzo è di Perin che poi va da Bloise. Passaggio difficile, Bloise riesce a recuperare la Malbasa che poi decide di attaccare contro Ferraro, scarico fuori per Edoardo Rossetto che si alza ancora una volta da 3 punti e mette la sua terza tripla in questa partita. Edoardo Rossetto sta letteralmente trasportando i suoi dalla lunga distanza, il capitano bianconero. E nel frattempo palla a Daniello che attacca, poi va da Ferraro, Ferraro cerca Brkic ma lavora bene difensivamente Jacopo Vedovato che tocca il pallone e recupera la palla. Bloise attacca da solo contro tutti fino in fondo, altri 2 punti sotto il ferro. Time out obbligato per coach Di Lorenzo. Punteggio di 15-7 con 4 minuti e 44 da giocare alla fine di questo primo quarto di gara. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out di Cesena. Formazioni che rimangono invariate per entrambi gli allenatori, anzi San Vendemiano cambia Vedovato, al suo posto è entrato Marco Mossi, cambio anche per Cesena, fuori Brkic e dentro con il numero 18 Michael Sacchettini. Battisti va da Frassinetti, poi Daniello, Ferraro, Battisti contro Marco Mossi, poi sotto da Sacchetti che lavora bene contro Marco Perin, fa valere i centimetri in più e va a segno con 2 punti sotto il ferro. Rossetto va da Perin che attacca Daniello, poi scarico per Malbasa che attacca, va fino in fondo il numero 9 di San Vendemiano e va a segno, 2 punti importanti per tenere a 8 lunghezze di distanza Cesena.
sempre Battisti in palleggio per Cesena, poi Frassinetti riceve, palleggio, resto di tiro da 3 punti, a segno, 17-12 il punteggio. Bloise va da Malbasa che trova Perin, poi dall'angolo si alza a 3 punti, Marco Perin, altra tripla, risponde così il numero 5 alla tripla messa a segno precedentemente dal numero 10 Frassetti. Sempre Frassinetti attacca Edoardo Rossetto che è costretto a commettere fallo, il suo primo fallo in questa partita. Cambio per entrambe le squadre, fuori Bloise, dentro Bartoli per San Vendemiano, mentre esce il numero 6 Battisti per Cesena ed entra il numero 8 De Fabritis. Altro cambio Cesena, fuori Frassinetti e dentro il numero 11 Andrea Raschi. Ferraro riceve, si alza a 3 punti, palla che esce, rimbalzo di Perin che vede Mossi, che forse è stato trattenuto da Ferraro, ma non è così per gli altri, quindi sarà semplice rimessa dal fondo per San Vendemiano, per Cesena, scusate. Raschi apre per De Fabritis, fallo però lontano dalla palla. Fallo proprio di Rossetto che commette il suo secondo fallo personale, richiamato in panchina proprio il numero 8 da coach Mian. Al suo posto rientra in campo Vedovato, fuori anche Perine, di nuovo in campo Bloise. Trapani, poi Raschi in palleggio, resto e tiro a 3 punti, sbagliato rimbalzo di Vedovato che poi apre per Bloise che può condurre l'azione d'attacco trovando subito Mossi che si alza immediatamente da 3 punti, tiro sbagliato, arriva forte al rimbalzo Bartoli, poi De Fabristis cerca di salvare una palla ma la regala a San Vendemiano e poi Malbasa sotto il ferro trova il canestro, più fallo e avrà la possibilità di avere un tiro libero aggiuntivo per il potenziale gioco da 3 punti, il numero 9 di San Vendemiano. Vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa che hanno la possibilità di andare a più 11 se il numero 9 metterà a segno il tiro libero aggiuntivo. Malbasa mette a segno tiro libero, più 11 per i padroni di casa con 2 minuti da giocare alla fine di questo primo quarto di gara. Nel frattempo Trapani in palleggio trova Raschi, poi apertura fuori per De Fabritis, pensa per un attimo il tiro, poi va sotto da Sacchettini ma c'è l'anticipo forte di Jacopo Vedovato che trova Bartoli che poi vuole andare veloce in transizione, palla che esce, rimane però in possesso di San Vendemiano che avrà la possibilità di avere un'altra azione d'attacco. Vedovato anticipato da Sacchettini, sarà rimessa laterale questa volta per i padroni di casa. Rimessa affidata a Marco Mossi che poi va da Vedovato. Bloise riceve, si alza a 3 punti e la mette a segno Giacomo Bloise, 26-12 San Vendemiano. Trapani in palleggio, va da Raschi.
Poi Sacchettini ancora per Raschi, difeso da Jacopo Vedovato, dentro per Sacchettini, passaggio sotto per Ferraro che subisce il fallo di Saverio Bartoli, avrà a disposizione 2 tiri liberi. Il numero 1 di Cesena, primo fallo personale per Saverio Bartoli. Primo libero a segno per Ferraro. Due su due il numero 1 di Cesena. Punteggio di 26-14 per i padroni di casa. Nel frattempo Mossi consegna per Bloise, che poi trova Vedovato sotto. Apre per Malbasa che si alza a 3 punti, tiro corto, ma c'è un fallo rimbalzo, fallo commesso da Jacopo Vedovato ai danni di Emanuele Trapani. San Vendemiano che è in bonus, quindi Cesena avrà 2 tiri liberi. Cambio per San Vendemiano, fuori Vedovato che ha commesso il suo secondo fallo personale in questa partita. Al suo posto entra Nicolò Lurini col numero 11. Primo libero sbagliato a Trapani. Secondo a segno per Trapani. 40 secondi a giocare a fine del primo quarto di gioco. Bloise rischia di perdere palla sull'ottima difesa di Trapani, poi sempre Bloise attacca, raddoppiato, trova uno scarico bellissimo per Malbasa che la va a appoggiare al tabellone. Altri 2 punti per Malbasa, più 13, padroni di casa. Cesena che proverà a giocare fino in fondo questa azione. Buona difesa di San Vendemiano, possesso, palla che esce, possesso che rimane ancora per Cesena, che avrà 5 secondi per trovare un tiro allo scadere. Trapani riceve, attacca Mossi, va fino in fondo, segna, avrà a disposizione il tiro libero aggiuntivo perché il numero 10 di San Vendemiano commette fallo a 2 secondi dalla fine del primo quarto. Tiro libero aggiuntivo a segno per Trapani. Bloise tira da 3 per l'ultimo tiro, palla che esce. Primo quarto quindi che finisce con il vantaggio della squadra di casa di 10 lunghezze, punteggio di 28-18 per San Vendemiano. Tabellino del primo quarto di gara: Vedovato 2 punti, Bloise 5 punti, Perin 5 punti, Rossetto 9 punti, Malbasa 7 punti. 3, 8, 10. Per Cesena invece Ferraro 2, Daniello 2 punti, Trapani 4, Battisti 2 punti, Frassinetti 3 punti, Sacchettini 2 punti e Berkic 3 punti. Trapani in palleggio va da Andrea Raschi. Poi sotto da Sacchettini. Sacchettini contro Malbasa, scarico fuori per Ferraro che attacca Marco Mossi. De Fabritis attacca Lurini, sbaglia ma prende il rimbalzo sempre De Fabritis. Scarico fuori, palla ad Andrea Raschi che attacca contro Malbasa, va fino in fondo il numero 11. Si appoggia il tabellone e va a segno.
Bloise in palleggio, va da Lurini, poi consegnato a Bloise, tiro a 3 punti del numero 3 che va a segno Giacomo Bloise. Vantaggio che torna in doppia cifra per i padroni di casa, punteggio di 31-20. Passaggio sotto per Andrea Raschi che subisce il fallo di Rossetto, terzo fallo personale del numero 8. Saranno 2 tiri liberi per Andrea Raschi. Fallo un po' generoso questo, concesso dagli arbitri. Cambio San Vendemiano, fuori proprio Rossetto, al suo posto ritorna in campo Marco Perin. Primo libero a segno per Andrea Raschi. Due su 2 del numero 11. Bloise va da Perin, poi consegnato ancora a Bloise. Bloise attacca, scarico fuori per la tripla di Lurini, palla che esce ma è rimbalzo sempre del numero 11. Per un attimo Bloise pensa al tiro da 3 e poi decide di giocarsela meglio. Passaggio bellissimo sotto per Malbasa che con una finta mette De Fabritis fuori portata e mette a segno 2 punti, di nuovo più 11, padroni di casa. Daniello riceve, tiro a 3 punti che non va perché prima c'è un fallo in attacco del numero 18 Michael Sacchettini. Altro fallo fischiato ai danni di Cesena, questa volta a commettere il fallo è il numero 4 Trapani ai danni di Marco Perin. Bloise riceve subito, tira da 3, tiro corto, rimbalzo di Malbasa che sbaglia la correzione al tiro ma perlomeno subisce il fallo del numero 18 Sacchettini. Secondo fallo personale di Michael Sacchettini e Malbasa si presenta alla lunetta con la possibilità di mettere a segno 2 tiri liberi. Primo libero sbagliato da Malbasa. Zero su 2 del numero 9, rimbalzo di Sacchettini che poi si affida a Trapani. Daniello trova ancora uno scarico per Trapani che attacca Malbasa, poi scarico per Daniello che attacca Marco Mossi. Daniello va fino in fondo e va a segno il numero 3 di Cesena. Palla a Perin che attacca De Fabritis, poi Perin trova uno scarico per Malbasa che va fino in fondo, scarico fuori per Lurini. Lurini la passa a Perin, poi Bloise attacca fino in fondo, alza la parabola e va a segno Giacomo Bloise. 35-24 per i padroni di casa. Poi buona difesa San Vendemiano, però Daniello attacca, va fino in fondo, questa volta sbaglia, rimbalzo di Lurini che lancia Bloise, Perin subito dentro per Malbasa. Poi c'è un po' di confusione e
palla a Cesena, cambio fuori Malbasa e dentro Vedovato. Andrea Raschi riceve, poi trova D'Agnello. D'Agnello attacca Perin che commette fallo. Secondo fallo personale per Perin, che viene richiamato in panchina. Al suo posto entra Bartoli. No, non esce Perin, esce Nicola Lurini. Quindi fuori Lurini, dentro Bartoli. Cambio anche per Cesena, fuori Sacchettini e ritorno in campo per David Burkic. Palla fuori per Burkic, difeso da Perin, mismatch evidente tra i due, poi scarico per Battisti, tiro a tre sbagliato, a rimbalzo ci arriva Perin prima di tutti, che in transizione si arresta dall'arco dei 3 punti e va a segno Marco Perin. 38-24 San Vendemiano. D'Agnello attacca ancora Perin, raddoppiato il numero 3, poi scarico fuori per Burkic che decide di attaccare Vedovato, tiro a 3 di D'Agnello che va a segno. Perin sotto da Mossi che subisce il fallo di D'Agnello, terzo fallo personale del numero 3. Time out per Coach Mian, 5 minuti e 48 alla fine del primo tempo, punteggio di 38-27 per San Vendemiano. Squadre di nuovo in campo, rimessa dal fondo San Vendemiano. Bloise riceve dalla rimessa, poi attacca. Alza la parabola il numero 3, ma questa volta sbaglia, rimbalzo è del numero 6 Battisti, che poi va in attacco, va sotto da Andrea Raschi, difeso da Saverio Bartoli. Raschi prova a giocare d'esperienza contro il classe 2000 di San Vendemiano. Fallo chiamato ai danni di Marco Mossi, che commette il suo primo fallo personale. Da Raschi riceve dalla rimessa, si alza da 2 punti, tiro sbagliato, rimbalzo di Mossi, poi Perin lancia subito Giacomo Bloise. Vedovato riceve in punta, poi va da Mossi. Bartoli in palleggio, trova Mossi, il numero 10 si alza a 3 punti, tripla che non va, si lotta al rimbalzo e il fallo è del numero 1 Massimiliano Ferraro, fallo commesso ai danni di Jacopo Vedovato, squadra ospite che è in bonus, quindi saranno 2 tiri liberi per Vedovato. Primo libero sbagliato da Vedovato. Uno su 2 per il lungo di San Vendemiano. Rimessa Cesena sotto il canestro, riceve Raschi che subisce il fallo di Giacomo Bloise. Sarà semplice rimessa dal fondo per Cesena, rimessa affidata a Battisti che va ancora ad Andrea Raschi. Buona difesa di Marco Mossi, poi si lotta a rimbalzo, arriva prima di tutti Vedovato che lancia subito Giacomo Bloise. Poi Vedovato non si capisce con lo stesso Bloise, passaggio direttamente
che va a finire fuori, e quindi palla recuperata dalla squadra ospite, che va in attacco sempre col solito Battisti. Berkic forse commette un'infrazione di passi, però non vista dagli arbitri, quindi viene fischiato un fallo lontano dalla palla, fallo fischiato ai danni di Giacomo Bloise, che commette il suo secondo fallo personale. Fuori Mossi e dentro Malbasa. San Vendemiano che con questo fallo è entrata in bonus, quindi sono 2 tiri liberi per Raschi. Primo libero esce. Zero su 2 di Andrea Raschi e rimbalzo di Bloise. Malbasa riceve e consegna per Perin. Poi c'è un fallo proprio su Perin, fallo commesso dal numero 8 De Fabritis. Cambio per coach Di Lorenzo, fuori Raschi e dentro il numero 4 Trapani. Due tiri liberi a disposizione per Perin. Primo libero a segno. Due su 2 del numero 5 ex Faenza. Vantaggio di 14 lunghezze per i padroni di casa. Battisti attacca, la difesa forte di Vedovato, poi Cesena trova ancora Battisti che scarica per Berkic e si alza, tiro piazzato del numero 33 sbagliato e rimbalzo ancora del numero 6 Battisti. Battisti cerca un passaggio difficile che arriva a Berkic, poi Berkic scarica ancora per Trapani, tiro corto e rimbalzo di Vedovato che lancia subito Perin. Bellissimo passaggio di Marco Perin per il taglio dal lato opposto di Giorgio Malbasa. 2 punti sotto il ferro del numero 9, vantaggio di 16 punti per i padroni di casa, punteggio di 43-27 con coach Di Lorenzo obbligato a chiamare un time out. 3 minuti e 42 da giocare alla fine di questa prima metà di gioco. Squadre di nuovo in campo. Azione offensiva di Cesena con Battisti in palleggio, poi trova Trapani, riceve, si alza da 3 punti De Fabritis, tiro che esce, rimbalzo San Vendemiano. Bloise va da Malbasa che consegna per Perin. Perin fuori da Malbasa, difeso da Battisti. Malbasa vuole far valere i suoi centimetri in confronto del numero 6, tiro sbagliato sotto il ferro, ma il rimbalzo arriva con veemenza Jacopo Vedovato che va a segno e vantaggio di più 18 San Vendemiano. Berkic riceve, poi trova uno scarico che non era male, ma la ricezione non è il massimo di Fabritis, poi tiro sbagliato da Battisti e rimbalzo San Vendemiano. Malbasa va da Bloise, Bloise attacca da solo, dopo viene chiuso, si alza a 3 punti Perin, tiro che va sul secondo ferro, rimbalzo lungo di De Fabritis che lancia in contropiede velocissimo Trapani, poi ancora De Fabritis si alza da 3 punti e va a segno, distanza di 15 punti, 2 minuti e 15 da giocare. Cambi da entrambe le parti.
fuori Perin, dentro Lurini. Mentre per Cesena entra il numero 18. Al suo posto è uscito il numero 4 Trapani. Passaggio no look di Bloise per Malbasa, che poi scarica per il tiro da 3 che va sul primo ferro di Lurini, e rimbalzo Cesena con De Fabritis che poi affida la palla a Battisti. Ferraro riceve, sbaglia, rimbalzo che finisce nelle mani di Burkic, che va a segno e subisce anche il fallo, quindi potenziale gioco a 3 punti del numero 33. Fallo commesso da Malbasa, che commette il suo primo fallo personale in questa partita. Cambio per Mian, fuori Lurini e dentro Marco Mossi. Burkic va a segno col tiro libero aggiuntivo. Gioco da 3 punti che si concretizza. Cesena di nuovo a meno 12. Nel frattempo San Vendemiano attacca con Bloise. Poi Mossi ancora da Bloise. Tiro da dietro il ferro di Bloise, che riesce a toccare il ferro, ma in contropiede va Battisti. Scarico fuori per Ferraro. Tiro che va sul primo ferro, rimbalzo di Malbasa che va velocissimo in contropiede. Si arresta, sbaglia il tiro ma subisce il fallo proprio di Ferraro. Avrà così a disposizione 2 tiri liberi il numero 9 di San Vendemiano. Primo libero sbagliato da Malbasa. Zero su 2 ancora del numero 9. Si lotta al rimbalzo e il rimbalzo alla palla rimbalzo è stata toccata da Burkic, quindi ancora rimessa a San Vendemiano. Nel frattempo viene chiamato un time out da coach Mian. Squadra di nuovo in campo, rimessa di San Vendemiano, riceve dalla rimessa Mossi e subisce il fallo di Ferraro, secondo fallo consecutivo del numero 1 che commette il suo terzo fallo personale. Richiamato in panchina proprio Ferraro, il suo posto entra Raschi, cambio anche per coach Miano, fuori Bloise, dentro Lurini. Primo libero a segno per Marco Mossi. Due su 2 del numero 10 e vantaggio di 14 punti, padroni di casa. Battisti va da Burkic, riceve De Fabritis. Raschi va sotto da Burkic che vuole attaccare Malbasa, a più centimetri il numero 33, infatti li fa valere e va a segno. Bartoli attacca De Fabritis che commette un mezzo fallo non visto dagli arbitri. Poi Mossi attacca, step back del numero 10 sbagliato, rimbalzo Burkic. È ancora possesso Cesena in questi ultimi 10 secondi.
Battisti trova Brkic che si alza a 3 punti, tiro sbagliato il numero 33, poi allo scadere tira Saverio Bartoli da oltre metà campo. Finisce quindi la prima metà di gara con vantaggio di padroni di casa di 12 punti, punteggio di 47-35. Squadre già in campo, San Vendimiano con Perin, Bloise, Malbasa, Vedovato, Rossetto. Cesena risponde con Battisti, Dagnello, Sacchettini, Raschi e De Fabritis. Possesso San Vendemiano con Bloise, poi riceve all'arco dei 3 punti Rossetto, palla che esce, rimbalzo Cesena con De Fabritis. Poi Raschi va da Battisti, Sacchettini si appoggia ancora su De Fabritis va fino in fondo, scarica per Battisti che va sotto da Sacchettini, tiro che viene sbagliato dal numero 18, rimbalzo Vedovato, poi Bloise va fino in fondo di là, palla che esce dal campo, toccata dalla difesa di Cesena e sarà ancora possesso San Vendemiano. Bloise si alza dall'angolo, tripla importantissima di Giacomo Bloise, di nuovo più 15 San Vendemiano. De Fabritis attacca la difesa di San Vendemiano, tiro sbagliato, rimbalzo di Rossetto, poi Perin apre per Bloise che si alza ancora a 3 punti, questa volta la tripla esce, rimbalzo è di Cesena. Dagnello riceve, poi scarica su Battisti, Sacchettini si alza e tiro 2 punti, tiro che non tocca neanche il ferro, il rimbalzo è di Bloise. Gioco fermo perché si è accasciato a terra Marco Perin in seguito a un colpo ricevuto. Pronto ad entrare Marco Mossi al posto di Perin che è ancora a terra. Messa laterale di San Vendemiano, riceve Malbasa, poi Rossetto per un attimo pensa al tiro da 3 punti, poi scarico fuori per Malbasa che tira a 3, tiro sbagliato, il rimbalzo è di Mossi che lotta e va a segno Marco Mossi. De Fabritis difeso da Malbasa, c'è un fischio lontano dalla palla ai danni di Vedovato che commette il suo terzo fallo subito invece da Michael Sacchettini. Riceve sotto il ferro Sacchettini, con una finta riesce a scartare la difesa di San Vendemiano e segnare sotto il ferro.
Mossi riceve, poi Malbasa attacca, scarico fuori per Bloise, per un attimo pensa il tiro da 3 punti, deve tirare perché mancano 3 secondi, il tiro arriva però è corto, rimbalzo di Cesena con De Fabritis che apre per Andrea Raschi. Andrea Raschi attacca Vedovato, ricezione di Sacchettini che sbaglia il tiro, rimbalzo ancora di Mossi che può condurre l'azione attacco di San Vendemiano, poi decide di fermarsi e consegnare la palla a Bloise. Riceve Vedovato che poi va da Malbasa, sotto per Mossi, si gira Marco Mossi e va a segno in maniera un po' fortunosa il numero 10, ma comunque sono 2 punti, 54-37 per i padroni di casa che ritornano a più 17. Nel frattempo Cesena attacca con De Fabritis, De Fabritis tira, non viene tagliato fuori da Malbasa e quindi riesce a prendere anche il rimbalzo, altra azione. Raschi apre per la tripla di Battisti che va a segno dall'angolino il numero 6. Bloise cerca un passaggio difficile a Mossi, anche perché il numero 10 non lo stava proprio guardando, quindi passaggio difficilmente raggiungibile. Palla quindi recuperata da Cesena che la rimette in campo con Dagnello che si affida alla regia di Battisti. Ancora Dagnello a ricevere proprio da Battisti, poi De Fabritis va sotto da Sacchettini, buona difesa di Malbasa che costringe all'errore Sacchettini, poi in contropiede si alza Edoardo Rossetto che mette a segno un'altra tripla in questa partita, punteggio di 57-40. Dagnello va da Raschi sotto per Sacchettini, buon anticipo del capitano di San Vendemiano, tiro sbagliato da Sacchettini, a correzione arriva Andrea Raschi. Bloise va sotto da Mossi che può far valere i centimetri contro Dagnello, si gira ancora su un fazzoletto Marco Mossi, ma il tiro è sbagliato e il rimbalzo è di Cesena. De Fabritis va ancora da Battisti contro Rossetto, poi si affida a Raschi che aspetta il taglio di un suo compagno di squadra, il taglio arriva di Sacchettini ma è buona la difesa di San Vendemiano, palla sporcata a Vedovato e recuperata da Malbasa che apre per il tiro da 3 punti in contropiede di Giacomo Bloise che va a segno ancora il numero 3. Pioggia di triple questa sera per San Vendemiano, punteggio di 60-42 per i padroni di casa. Time out ospite, sarà rimessa dal fondo per Cesena. Sacchettini è liberissimo per il tiro a 3 punti, tiro però sbagliato e rimbalzo è di Vedovato. Bloise contro De Fabritis, difesa aggressiva del numero 8 che alla fine commette fallo. Secondo fallo personale di De Fabritis e possesso ancora San Vendemiano. Fischio lontano dalla palla, fallo commesso da Marco Mossi ai danni di Dagnello, secondo fallo personale del numero 10 di San Vendemiano. De
Fabritis, palla in mano, va ancora Sacchettini che aspetta il taglio, qualche suo compagno in squadra, non taglia nessuno, alla fine tira da 3 punti De Fabritis e punisce la difesa un po' molle di San Vendemiano questa volta. Perin riceve il consegnato di Mossi, poi Malbasa attacca Andrea Raschi. Tiro da 3 di Perin, palla fuori, ma a ribalzo c'è Marco Mossi che corregge il tiro di Perin, più 17 ancora per i padroni di casa. Battisti lasciato liberissimo a 3, questa volta il tiro è sbagliato, lancio bellissimo di Perin che prende rimbalzo e in un amen lancia il contropiede di Marco Mossi che va a segno. Daniello attacca, e subisce il fallo, poi c'è un battibecco tra Sacchettini e Perin. Fallo precedente è stato commesso da Vedovaldo che commette il suo terzo fallo personale. Intanto continua il battibecco tra Sacchettini e Perin, fine arriva Bloise ad allontanarli. Cambio San Vendemiano, fuori Bloise, dentro Bartoli. È stato fischiato un antisportivo ai danni proprio di Perin, terzo fallo di Perin, tiro libero che va a segno per De Fabritis e possesso ancora per Cesena. Palla ancora De Fabritis, poi Battisti riceve buona difesa di Bartoli, Sacchettini contro Vedovato, scarico fuori per De Fabritis che attacca, chiuso e stoppato da Jacopo Vedovato che poi apre per Perin. Perin va in contropiede, subisce il fallo, Marco Perin, fallo commesso da Battisti che commette il suo primo fallo in questa partita. Sarà semplice rimessa laterale per i padroni di casa, rimessa laterale affidata a Marco Mossi. 1 minuto e 50 a giocare, palla in mano San Vendemiano con Perin che attacca in palleggio, si alza a 3 punti, vuole mettere la tripla in faccia proprio a Michael Sacchettini, tripla del più 21 San Vendemiano, tripla fuori da ogni schema, tripla quasi impossibile, ma tripla che per uno del calibro di Marco Perin è cosa facile. Nel frattempo c'è il fallo proprio di Perin ai danni di Andrea Daniello. San Vendemiano già in bonus, saranno 2 tiri liberi per Daniello. Quarto fallo di squadra per Perin. Rossetto a richiamare in panchina coach Miano, al suo posto entra Rossetto. Primo libero a segno per Andrea Daniello. Due su 2 del numero 3 e di nuovo meno 19 Cesena. 1 minuto e 20 da giocare alla fine di questo terzo quarto di gara. Bartoli in palleggio, attacca Battisti, poi trova lo scarico per la tripla di Marco Mossi che viene letteralmente sputata dal ferro. Rimbalzo di Cesena con Battisti che conduce un'altra azione d'attacco. Battisti va sotto da Ferraro, alla fine non lo trova, quindi
D'Agnello, però nel frattempo c'è un fischio lontano della palla commesso da Edoardo Rossetto, anche lui commette il suo quarto fallo personale. Saranno altri 2 tiri liberi per Cesena, questa volta a tirarli sarà Battisti. Fuori proprio Rossetto e dentro Bloise. Primo libero sbagliato a Battisti, il secondo va a segno. Questa volta a commettere il fallo è Cesena, che commette il suo terzo fallo di squadra. Fallo commesso da De Fabritis, che commette il suo terzo fallo personale. Bloise in palleggio, resto tiro, la palla esce, rimbalzo di Cesena, però il rimbalzo di Ferraro che litiga col pallone, calpesta la linea bianca, quindi sarà ancora possesso San Vendimiano. Questa volta la rimessa sarà dal fondo. Malbasa va sotto da Mossi, si gira liberissimo e va a segno Marco Mossi. Punteggio di 69-50, 20 secondi da giocare. Cesena che avrà la possibilità di avere l'ultimo tiro di questo terzo quarto. Battisti in palleggio, chiama lo schema, attacca Battisti, cerca uno scarico per Sacchetti, non lo trova, alla fine la palla arriva a D'Agnello che attacca, finisce sul primo ferro la palla, poi rimbalzo di Malbasa che vuole tirare a metà campo, la traiettoria non è neanche male ma è troppo corta, finisce così quindi il terzo quarto di gara col punteggio di 69-50. Un po' per questo quarto di gioco con D'Agnello, Ferraro, Battisti, De Fabritis, Seraschi. San Vendimiano risponde con Bloise, Malbasa, Bartoli, Vedovato e Mossi. Battisti va da Raschi che poi consegna per De Fabritis che attacca sul fondo Malbasa, tiro di Fabritis sbagliato ma il fallo del numero 9, secondo fallo personale per Malbasa. Primo libero a segno per De Fabritis. Due su due del numero 8. Bloise attacca, poi trova Bartoli, scarico sull'angolo per Malbasa, si alza a 3 punti il numero 9, altra tripla sbagliata da Malbasa, si lotta al rimbalzo, alla fine la palla esce, il possesso è di Cesena. Raschi si alza da 3 punti e mette a segno la tripla. 69-55. Bartoli va sotto da Mossi, scarico fuori per Bartoli che si alza a 3 punti, il numero 13 sbaglia, si lotta al rimbalzo, palla finisce nelle mani di Raschi che apre per Battisti. Raddoppiato il numero 6, scarico fuori per De Fabritis liberissimo che attacca fino in fondo, scarico
per Ferraro che mette 2 punti a segno facili sotto il ferro. Coach Mian è obbligato a richiamare i suoi in panchina. Squadre di nuovo in campo e possesso San Vendemiano. Riceve Perin, poi attacca, trova Mossi apre per Bartoli che palleggia, resto e tiro e va a segno Saverio Bartoli e blocca così il mini parziale di 7-0 di Cesena, riportando i padroni di casa più 14. Dagnello apre per De Fabritis, per un attimo pensa al tiro a 3 punti, poi decide di attaccare e subisce il fallo di Perin. Quinto fallo personale del numero 5, perdita importante questa dei padroni di casa. Fuori Perin per 5 falli, quindi al suo posto in campo Rossetto, anche lui con 5 falli. Dagnello riceve sull'arco dei 3 punti, si alza e va a segno. Andrea Dagnello, 71-60. Bartoli riceve da Bloise. Lo stesso Bartoli subisce il fallo di Battisti che commette il suo secondo fallo personale, quindi palla che rimane in possesso a San Vendemiano. Sempre il solito Bloise in palleggio attaccato da Battisti, poi scarica per Bartoli che si alza da 3 punti, numero 13 questa volta sbaglia, rimbalzo è importante, il rimbalzo è di Marco Mossi che poi riapre fuori per Bloise che si alza anche lui a 3 punti, tripla non va, rimbalzo di Bartoli, alza la parabola, tiro che esce, rimbalzo di De Fabritis, palla sotto per Andrea Raschi e Bartoli costretto a subire fallo, a commettere fallo. Saranno 2 tiri liberi per il numero 11. Primo libero a segno. Due su 2 del numero 11 e Cesena torna in svantaggio di 9 punti dopo parecchio tempo. Fallo ancora questa volta lontano dalla palla e fallo ancora ai danni di San Vendemiano commesso da Giacomo Bloise, quarto fallo personale del numero 3, possesso ancora a Cesena. Dagnello riceve, poi va sotto da Ferraro che trova Raschi, sbaglia, buona difesa di San Vendemiano, recupera Bloise che poi attacca in palleggio. Bartoli cerca di aprire per Bloise, passaggio pessimo del numero 13, richiamato in panchina da coach Mian, ritorna in campo Malbasa col numero 9. Dagnello riceve in punta, chiuso, buona difesa di Rossetto, poi riesce a trovare De Fabritis che si alza a 3 punti, numero 8, tiro sbagliato, rimbalzo di Marco Mossi.
Vedovato va da Rossetto che poi ritorna da Bloise che vuole sfruttare il blocco di Vedovato. Bloise si alza da 3 punti, tiro sbagliato del numero 3, poi rimbalzo arriva Vedovato che tira il fallo ma riesce ad autocorreggersi, a subire anche il fallo, quindi potenziale gioco a 3 punti del numero 2 Vedovato. Fallo commesso da De Fabritis che commette il suo quarto fallo personale. Tiro libero aggiuntivo a segno per Vedovato e di nuovo più 12 San Vendemiano. Palleggio resto e tiro da 3 punti di Battisti, palla che esce e rimbalzo ancora di Vedovato. Mossi vede uno spiraglio a 3 punti, mette i piedi a posti, si alza e mette una tripla e San Vendemiano che non amen da più 9 ritorna sul più 15 e coach Di Lorenzo obbligato a richiamare i suoi in panchina. Squadre di nuovo in campo, rimessa per Cesena che attacca con Battisti che conduce l'azione attacco, poi va da Agnello. Raschi riceve, cerca un passaggio per Ferraro ma Ferraro non lo stava neanche guardando, quindi palla che finisce direttamente fuori dal campo e possesso ancora San Vendemiano. Mossi consegna a Bloise. Mossi ancora si alza il tiro a 3 punti, la palla esce, si lotta a rimbalzo, l'ultimo a toccarla è Vedovato, quindi possesso che torna nelle mani di Cesena. De Fabritis riceve, poi Ferraro riceve da Agnello, attacca contro Rossetto, Ferraro, buona difesa del capitano di San Vendemiano, poi recupera il rimbalzo, Mossi si va sotto da Malbasa, raddoppiato in maniera aggressiva, viene fischiato quindi un fallo a Ferraro che riceve anche il fallo tecnico per proteste. Ferraro commette il suo quinto fallo personale, esce quindi il numero 1 e ritorna in campo Sacchettini col numero 18. Libero a segno per Giacomo Bloise. Vedovato riceve, poi va sotto da Mossi, è un passaggio difficile, non c'è la linea di passaggio, quindi la palla esce. De Fabritis in palleggio contro Malbasa, poi va da Andrea Raschi che consegna per Battisti, Battisti fuori per Raschi. Raschi sull'angolo per D'Agnello che attacca Malbasa, poi scarico Sacchettini, fuori per De Fabritis, tiro a 3 punti, il numero 8, palla balla sul ferro, esce, possesso però, la palla esce anche dal campo, possesso rimane a Cesena perché l'ultimo a toccarla è Vedovato. Passaggio a tagliare il campo di D'Agnello, poi tiro a 3 di De Fabritis, ancora un errore del numero 8 dall'arco dei 3 punti. Punteggio quindi che rimane di 78-62 per i padroni di casa. Malbasa riceve da Vedovato, poi attacca Raschi, va fino in fondo e subisce il fallo del numero 11, primo fallo personale di Raschi e 2 tiri liberi a disposizione di Malbasa.
1 su 2 per Malbasa, alla fine rimbalzo fortunoso di Sacchettini che si affida a De Fabritis. Buona difesa della squadra di casa, D'Agnello riceve, vuole attaccare, buona difesa ancora di San Vendemiano, Raschi attacca Rossetto, Raschi, palleggio, resto e tiro corto, rimbalzo lungo di Rossetto, ma c'è un fallo rimbalzo fischiato ai danni di Vedovato, ai danni di Sacchettini, fallo commesso da Vedovato, anzi il fallo è di Marco Mossi che commette il suo terzo fallo personale. Saranno 2 tiri liberi per Sacchettini. Primo libero al segno per il numero 18. Secondo libero sbagliato e rimbalzo di Vedovato. 3 minuti 10 da giocare alla fine di questa partita, punteggio di 79-63. Vedovato riceve in punta, poi va da Malbasa. Rossetto riceve, attacca fino in fondo e subisce il fallo di Michael Sacchettini che commette il suo terzo fallo personale. Sono 2 tiri liberi per il capitano di San Vendemiano. Time out ospite quando mancano 3 minuti alla fine della partita. Primo libero al segno per Rossetto. Due su 2 per Rossetto, 81-63 il punteggio. Fallo ancora una volta lontano dalla palla, fallo commesso da Rossetto, anche lui quinto fallo personale. Fuori il capitano, dentro Saverio Bartoli, sono 2 tiri liberi per D'Agnello. Primo libero sbagliato per D'Agnello. Uno su 2 del numero 3. Bloise riceve, poi attacca in palleggio, scarico per Malbasa, altro tiro a 3 del numero 9, ancora che non vuole entrare la palla per Malbasa dall'arco di 3 punti. Rimbalzo lungo di Cesena che poi si lancia in attacco con Battisti che alza la palla per Sacchettini. Tiro sbagliato nonostante l'evidente uso del gomito da parte del numero 18. Bloise ancora in palleggio. Esagera troppo questa volta, sbaglia. Battisti attacca, trova uno spazio aperto e va a segno fino in fondo. 81-66 San Vendemiano con 1 minuto e 50 da giocare. Bartoli apre per Malbasa che questa volta attacca, si appoggia al tabellone e va a segno. Il numero 9, 83-66 San Vendemiano. De Fabritis riceve, poi trova D'Agnello. Battisti attacca. Raschi vuole andare sotto da Sacchettini che ha un mismatch con Bartoli. Bartoli però abbassa il braccio
E commette fallo su Sacchettini, che avrà a disposizione 2 tiri liberi. Primo libero sbagliato da Sacchettini. Uno su 2 del numero 18. Sempre più 16 San Vendemiano, 1 minuto e 15 da giocare. San Vendemiano cerca di fare scorrere più tempo possibile. Apertura per Malbasa, rinuncia ancora una volta al tiro, poi scarico per Bloise che voleva andare fino in fondo, ma l'azione attacco eccede i 24 secondi, quindi sarà palla persa per Giacomo Bloise e un'altra possesso che ritorna a Cesena. Battisti riceve, attacca, va sotto da Sacchettini, bucato l'aiuto di Bartoli e 2 punti facili per il numero 18 che riporta a 14 punti il distacco. Mossi riceve, poi va da Bloise, tiro 3 punti del numero 3 sbagliato, rimbalzo di Raschi. 25 secondi dalla fine con San Vendemiano a più 14. E partita che si volge al termine con San Vendemiano che è vicinissima, anzi più che vicina, a battere la capolista del girone B di Serie B. Nel frattempo c'è spazio per toccare il campo anche al numero 15 di San Vendemiano, Alex Cazzolato. Si conclude così la partita con il punteggio di 83-71. San Vendemiano riesce a battere la capolista Tigers Cesena. Ottima prestazione dei ragazzi di coach Marco Mian, con un'ottima prestazione al tiro da 3 e un'ottima difesa.